Operazione della polizia. Oggi nel Regino beni per 10 milioni di euro sono stati sequestrati ad esponenti di spicco della cosca di 'Ndrangheta Longo operante nel territorio di Polistena. Dalle prime ore di stamani gli agenti hanno posto i sigilli a numerose società, aziende, immobili, appartamenti e terreni che erano nella disponibilità degli esponenti della cosca. L'operazione è messa in atto dal personale della divisione polizia anticrimine della questura di Reggio Calabria con la collaborazione del commissariato di Polistena. Aveva ingerito 41 ovuli di cocaina, altri 39 li aveva nascosti nel trolley. In tutto, un cittadino sudamericano di 49 anni aveva con sé oltre 1 chilo di droga per un valore complessivo di oltre 400.000 euro. Il suo viaggio dal Guatemala all'Italia, passando per Panama City e Fiumicino, si è fermato a Villa San Giovanni, dove i finanzieri della squadra cinofili, insieme alla Polizia di Stato, lo hanno arrestato. Il primo ritrovamento nel bagaglio ha fatto sospettare che avesse ingerito altra droga. La conferma è arrivata con la radiografia. La Guardia di Finanza di Cosenza ha arrestato 3 persone accusate di usura. I 3 avrebbero prestato somme di denaro con interessi annui che arrivavano fino al 120%, vessando diversi piccoli imprenditori in difficili situazioni economiche. Si tratta di Francesco Terrazzano, 46 anni, Luca Lorè, 35 e Angelo Giuliano, 43. Denunciata anche una quarta persona che faceva da prestanome di Lorè, che avrebbe guidato il gruppo criminale che accoglieva il denaro pagato dagli usurati sul suo conto corrente bancario. Stamattina sono entrati nuovamente in azione gli operai del comune di Crotone che, assistiti dai vigili urbani e dalla polizia, hanno sgomberato una decina di senza tetto che nell'ottobre scorso avevano occupato abusivamente l'asilo comunale di via Giacomo Manna. In particolare la struttura era occupata abusivamente da 3 famiglie con all'interno 4 bambini che sono stati sfrattati proprio in uno dei giorni più freddi degli ultimi tempi. Al momento delle operazioni le 3 famiglie non si trovavano all'interno della struttura. Il capo dipartimento per la programmazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Giovanni Biondi ha incontrato a Catanzaro il presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti per la firma di un accordo di collaborazione e di impegno comune nel dotare tutte le scuole del territorio regionale di un sistema tecnologico moderno. L'obiettivo è quindi combattere la dispersione scolastica e rendere la scuola più interessante agli occhi degli studenti attraverso l'uso delle nuove tecnologie.